FAS, un allarme sanitario con poche luci e troppe ombre. È la prima volta che ci troviamo a dover affrontare un'emergenza come questa. Nella zona rossa, quella dove la falda è più contaminata, sono almeno 10.000 i vicentini che presentano PFOA e PFOS superiori agli 8 nanogrammi per millilitro di sangue e tanti sono bambini. Le mamme sono spaventate e su Facebook si chiedono se i donatori di sangue possano trasferire a loro insaputa anche FAS, non essendo stati sottoposti ad alcuno screening specifico. Domanda legittima a cui anche noi, come promesso, abbiamo provato a dare una risposta. La nostra ricerca ci ha portato nella sede di Fidas, che con 30.800 donazioni all'anno rappresenta la più grande associazione del Vicentino. Una grande responsabilità anche verso gli ammalati. I donatori, ne abbiamo un migliaio nella zona rossa nel Vicentino, durante la donazione possono fare un prelievo in più, una provetta in più per fare l'analisi del FAS. Noi abbiamo mandato questa lettera di disponibilità, al momento non abbiamo avuto ancora alcuna risposta. Non avete avuto una risposta dall'11 maggio del 2016? Al momento no. Al momento no, eppure questa lettera è stata spedita da Fidas più di un anno fa e ha raggiunto tutte le più alte istituzioni regionali. Per fortuna recentemente il primario del reparto di medicina trasfusionale dell'ospedale San Bortolo di Vicenza ha fatto sapere che i donatori che vivono nei 21 comuni della zona rossa possono continuare a donare senza problemi perché i PFAS non si legherebbero né ai globuli rossi né alle piastrine, ma solo al plasma che si trasfonde pochissimo e comunque viene molto diluito. Inoltre, nel centro trasfusionale di Vicenza viene utilizzato solo il plasma inattivato con solvente e detergente di produzione industriale, ma su questo i donatori alzano le mani, non è il loro campo. Poi un campo medico in cui la sanità del Veneto informata si sta muovendo e spero dia anche dei risultati a breve, per noi, per le mamme e per tutta la popolazione.